Ciao a tutti, sono Marco Pesce, docente di alimentazione, di cucina e vicepresidente su Cuochi Treviso. Questi video sono stati pensati per voi perché la conoscenza del cibo è il vero investimento sulla salute. Oggi parliamo di allergie. Le allergie sono un fenomeno violento e immediato del sistema immunitario a una sostanza che non viene riconosciuta. Nello specifico parliamo dell'allergia alle uova. Perché parliamo dell'allergia alle uova? Perché tra gli ingredienti da sostituire in cucina è il più difficile. È il più difficile sostanzialmente perché l'uovo c'è in tantissimi prodotti, in tantissime preparazioni culinarie, dai dolci alla pasta fresca. Pensiamo a ingredienti privi di uova e ce ne verranno in mente veramente ben pochi. Se noi abbiamo un ospite o noi stessi non possiamo mangiare, siamo allergici alle uova, ecco che abbiamo due opzioni: possiamo o andare ad acquistare un prodotto pronto oppure possiamo cercare noi dei sostituti da poter utilizzare al posto dell'uovo. Qui, per sostituire l'uovo, dobbiamo capire innanzitutto qual è il ruolo dell'uovo all'interno del prodotto che sto andando a modificare. Generalmente l'uovo svolge due funzioni: una funzione strutturale, e quindi va a incorporare aria, va a creare una struttura gonfia, oppure una funzione elegante, quindi va ad unire più composti. Se noi abbiamo bisogno di sostituire l'uovo che ha funzione elegante, andremo a sostituirlo generalmente con amidi oppure con gomme, generalmente si usa la xantana, oppure un prodotto che possiamo utilizzare facile da reperire e totalmente naturale sono i semi di lino. Con i semi di lino noi li acquistiamo così come sono, li mettiamo a bagno qualche ora e vedete, se notate, la consistenza di quest'acqua, quindi l'acqua in cui sono stati a bagno i semi di lino, è mucilaginosa, è gelatinosa. Vedete che ha questa azione che dopo in cottura andrà a creare un legante. Se mi serve un legante ancora più forte, andrò a frullare i semi di lino e avrò un legante ancora più forte. Oppure non voglio usare i semi di lino per qualsiasi motivo, ecco che posso andare a utilizzare una gomma, posso andare a utilizzare un addensante come un amido o qualsiasi altro prodotto. Importante, questi semi dopo non andranno buttati via, possiamo utilizzarli in un'insalata o per insaporire un prodotto, un pesce o una carne. Se invece vogliamo sostituire l'uovo e il suo potere montante, quindi la sua capacità di incorporare aria, la soluzione migliore è quella di utilizzare l'acqua di cottura dei legumi o i legumi stessi. In questo caso io ho preso l'acqua di cottura dei ceci. Questa è acqua di cottura dove hanno cotto dei ceci, quindi li ho lessati. Naturalmente i ceci poi andrò a mangiarli, a farmi un'insalata o a creare delle polpette. E cosa ho fatto? Ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero e l'ho montata. Questo è il prodotto ottenuto dalla montatura di quest'acqua. Vedete, ha incorporato aria, è una meringa, è una spuma molto soda, molto resistente. Va montata a lungo, quindi è una meringa resistente, va montata a lungo, ha un sapore sapido, quindi leggermente salato se noi andiamo a salare l'acqua, ha un sapore dolce se invece la tengo neutro e aggiungo un po' più di zucchero. Quindi posso fare sia la mousse, posso fare un flan in formaggi, posso fare anche un dolce, quindi una meringa classica. Se aggiungo pari quantità di zuccheri posso fare anche la mia meringa classica. Il consiglio che vi do sempre invece quando andate ad acquistare un prodotto con sostituto dell'uovo: leggete sempre l'etichetta e nell'etichetta andate a leggere la tabella nutrizionale. La tabella nutrizionale è quella parte di etichetta che vi indica quali sono stati i cambiamenti del prodotto. Quindi prendete un prodotto con l'uovo, uno senza uovo, girateli e confrontate le due tabelle nutrizionali. Lì vedrete veramente se state acquistando un prodotto più calorico, meno calorico, con più grassi, con più proteine, e quindi andrete a fare una scelta consapevole. Le scelte consapevoli sono le migliori per la nostra salute e per il nostro benessere.